questo è pure che famo che tenga, però da già non tenga proprio igiene e pesce. Se facessimo una bella pumarola fresca, che dici? E come no? E diamoci, mi amma pulizia il pumarola, la pumarola la tagliamo, a schiattamma. Stiamo sciacquando il pumarolino, guardate che va, tanto bello. Sciacquatela buona. Olio e aglio, mettiamo un po' d'olio e un po' di extravergine, voglio, mi raccomando. Ora facciamo rosola tanto bene all'aglio e ci schiattiamo il pumarola, non ne taglio il pumarola, e schiattiamo così che mano. Tanto è 2000 euro, come faccio, vedi? Come faceva nonna mia, che bandite, senza le tagliare con cucchiaia. Guardate che bellissimo. Spieghi il trucco di questa cosa? Allora, non è un trucco, il pomodoro quando lo tagli col coltello è come venisse una sapore, una musciassa. Invece a così, guardate qua, è rispettata. Mettiamo un po' d'acqua, vedete? Guardate che bellissimo, guardate. Un po' che sala, basilica, ci mettiamo sempre a cascata, però sempre a così, è più saporita. L'acqua buona, mettiamo sul salente, saliamo, non buttiamo tanto sale perché la pumarola è uno spettacolo, la pumarola in apra, è lo sola, e noi qui ci mettiamo a vantaggio sempre qui. La mettiamo un minuto prima, bella ardente, la alziamo, guardate sul succhetto come è bello, guardate mamma mia, che spettacolo. Guardate qua, con marola schiattata, che mano, è nata cosa, tutto su come è. Guardate qua, mamma mia. Allora, ora che ci mangiamo, sentite. Una cosa semplice e gustosa, non ci vuole niente. Con 2 euro la ci tengo prima uno spettacolo. Questo è pure più bello, però a me mi piace assaggiare in da pentola, guardate qua, va. Guardate qua che spettacolo. Ma che crema, mamma mia, guarda come piace a te oro io. Mamma mia, che spettacolo. Che godo. Chiamma e pepperi spawn, aiuto, succhette chisse, una poche pana inda, voglio non potremmo fare meno, guardate qua, che sta scarpetta, di. Guardate qua. Come dico qua, pane fatto con fascine. Un bacio, vi aspettiamo alla prossima puntata.